ciao a tutti dal commentario veneziano, siamo in Catalogna, Spagna e ragazzi, nuove livree, c'è l'aggiornamento PC2 delle motori livree, cambiate anche la livrea della nostra Force India e Fioi con il tempo nuvoloso, terzo posto come indiano, miglior qualifica in carriera, un terzo posto devastante, ragazzi, possiamo veramente fare il podio qua, anche se non me l'aspettavo perché Catalogna non è una gara dove sono strafavorito, staremo a vedere il passo gara che è molto diverso da un giro secco. Però insomma intanto il terzo posto ce lo siamo guadagnati in griglia e dobbiamo fare una bella partenza, possiamo anche chiudere il primo posto dopo la prima curva, speriamo, speriamo e speriamo. Alla fine siamo secondi in realtà per il grid drop di qualcuno. E godo, vai di grid drop, questo è un colpo di culo bestiale, molto probabilmente la Ferrari si è preso il grid drop, molto male, ecco nuova livrea Force India. Su, beh, Gigi. La partenza era ok, adesso fai attenzione ai possibili rischi. Purtroppo le Mercedes sono troppo forti ancora, non c'è niente da fare. Obiettivo podio, vediamo se riusciamo a portare a casa sto benedetto podio che non abbiamo ancora ottenuto neanche un podio per il momento. Per verità, prima eravamo in McLaren, adesso siamo in Force India, che di certo non è semplice, però... E ci siamo ragazzi. Le Mercedes, Bottas si è superato subito, le Mercedes se ne andranno anche via. Abbiamo Verstappen dietro, un bruttissimo cliente, veramente uno dei peggiori. E mo vediamo che cavolo riusciamo a fare qui in Espana. Comunque abbiamo migliorato, abbiamo messo componenti nuovi della Power Unit, a parte i due che erano ancora verdi. Il cambio al 49 in fase di usura. Poi la batteria, l'UCE, sono rimasti, tutto il resto cambiato. Le due per le Mercedes chiaramente se ne stanno andando, come è giusto che sia. Ma il terzo posto, secondo addirittura col grid drop di Vettel, ciao Fede. È stato bello fare come in Spagna 2 anni fa. Rosberg e Hamilton fuori, qua Bottas e Hamilton, ma sti colpi di culo non ce li abbiamo noi. Dobbiamo spingere il più possibile nella speranza di guadagnare qualcosa. Mi piacerebbe tanto blindare il terzo posto, cosa molto difficile, però non si sa mai, Verstappen è attaccato, è chiaramente la macchina migliore, quindi è giusto che sia così. Qua l'ho rischiata un po'. Ah, brutto errore qua. Non un grandissimo giro questo secondo. Tante imperfezioni e sbavature. Vettel, Verstappen è sempre là, Fioi. E tra un po' arriva anche il DRS. Tanto lottano dietro, speriamo in bagar dietro. Speriamo nel bagarotto dietro. E così si rallentano. Bottas e Hamilton sono in una super fuga. Prossimo giro devo mettere anche la miscela normale perché vorrei tenermela per le ultimi giri. C'è molta concentrazione in casa Force India. Bisogna in tutti i modi tenere questo terzo posto, sarà ripeto durissima, però non si sa mai. Perché la prossima è Monaco, insomma, non sempre ci saranno i vaneggi e i tiri dello scorso Gran Premio, dello scorso anno, in una gara dove potenzialmente puoi fare 0 punti. Lungo. Dai, come nostri errori però.
Ti consigliamo di passare al mix 2. Va bene. Al mix 2. Tanta attenzione, Verstappen sta in lotta con la Il Ferrari, distacco direi dal Kimi. compagno è 4,5 secondi. Niente, non stiamo... attenzione, intanto Raikkonen ha superato Verstappen, però non stiamo certo guidando al massimo, anzi. Gara spinosa. Quella di Catalogna. Finora dopo 4 giri nessun ritiro. Però Raikkonen è tanto vicino. Comunque abbiamo fatto delle prove libere sotto la pioggia, poi qualifica e gara a sole. Anche qua non benissimo. Non ho ancora un gran ritmo, sinceramente. Ragazzi, safety car nel momento della sosta. Stiamo pensando di cambiare strategia. Vuoi provare un'alternativa? Questo è veramente culo. Piano A? Conferma modifica. Ricevuto, va bene. Ok, rallenta. Delta negativo. Questo è veramente Vuol dire il che colpo stai di andando culo. troppo veloce. Rallenta. Safety car. E andiamo ai box. Anche Perez, cazzi tuoi Perez. Qua facciamo fare veramente l'impresa di andare a podio, Vai veloci. Fuori, sarai subito in gara all'uscita dai box. Devono andare lenti chiaramente loro. E mantengo la prima posizione, ragazzi. Finalmente un colpo di fortuna in carriera, finalmente. Abbiamo ancora una sosta da fare. Ultima sosta prevista. Meno male che ho scelto l'ultimo giro per andare ai box nella mia finestra, meno male. Eccoci qua. Ti stai avvicinando alla safety car. Sei il leader della corsa, quindi non puoi Ok, lo so. Vai dietro alla Sta safety car. calmo, sta calmo. Stai calmo, stai tranquillo. Ok, la safety è pronta a rientrare. Il delta finché la safety car non sarà entrata nella corsia dei box. C'è tensione, Beppe. Relax, come relax. Dai che andiamo. Ok, si riparte, ragazzi. Si riparte da primi in classifica, incredibile. La safety car ci ha dato una mano incredibile. Comunque problemi per Bottas, non si è ritirato ma mi ha detto che è costretto a rallentare. Quindi quello ha portato alla safety car. E adesso devo tenere la posizione. Sarà durissima, ma io ci provo. Purtroppo dovremo fare tutto in altra sosta, quindi sarebbe stato bene avere la safety car negli ultimi giri, ma non possiamo volere tutto. Avevamo un vantaggio incolmabile dalle Mercedes e adesso invece siamo addirittura primi. Anche Verstappen e Raikkonen e le Mercedes ne hanno perso. Bottas per i problemi e Hamilton non lo so. Però stiamo su standard perché voglio tenermi tutto per gli ultimi giri e per il giro che va dai box. Chiaramente non posso tenere con solo questo treno, dovrò fare sicuramente un'altra sosta, però bisogna anche vedere perché se riesco a tenere tanti giri magari posso chiudere con le soft e non con le medie. Verstappen è molto vicino.
Comunque l'obiettivo è vincere il mondiale con la Force India. Quest'anno sarà impossibile, il prossimo non lo so. Però fra 2 anni saremo sicuramente iper competitivi. Quest'anno è impossibile, il prossimo non lo so, dipende anche da quanti aggiornamenti riusciamo a portare. Dipende da molti fattori. Chiaramente non riesco a guadagnare niente da Verstappen perché ha una macchina molto superiore alla mia, purtroppo. A Monaco speriamo di avere l'aggiornamento, che per carità non ci servirà tanto per Monaco, ma almeno abbiamo l'aerodinamica, la miglioriamo, visto che è il tallone d'Achille della nostra Panterona. Qua sbagliamo, qua andiamo un po' lunghi, brutto errore. La tensione è tanta, essere prima al 14° giro è una cosa abbastanza importante. Noi ci proviamo, sarà dura ma ci proviamo. DRS consentito. E adesso questo è un problema purtroppo. Verstappen fa un po' paura perché è un po' un pazzo in pista, però l'occasione è ghiotta. Ocio. Ok, Verstappen è là, purtroppo ha perso anche il DRS. Mamma mia, quanti errori, scusate, sono concentrato ma sono leggermente teso. Ecco, la fortuna che ho avuto prima se n'è andata adesso. Virtual safety car e devo andare ai box in questo giro, quindi gli altri possono recuperare forse. Porca miseria, chi è già andato ai box è un vantaggio. Alcune informazioni su Perez, la sua vettura ha un problema. Magnussen si è ritirato. Riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente, la virtual safety car sta per finire. Dai, veloci. Fino alla bandiera verde. Il regime di virtual safety car sta per terminare. Attendi la bandiera verde. Ok, adesso andiamo ai box. Attenzione, attenzione. Ecco l'auto di Magnussen parcheggiata. Bandiera verde. E adesso andiamo ai box. Ok, siamo ai box. Aspetta, anche una chiamata. Qua. Ci giochiamo tantissimo adesso, Fuori, Vai. esci ora. Ok. Hamilton ha messo le hard. Purtroppo sarà dura, ragazzi. Siamo quinti. Qualcuno prende ancora andare ai box per, perché sennò sono cazzi, La vittoria probabilmente è andata, però no il Ti podio. consigliamo di passare al mix 2. Carburante al mix 2. Adesso devono tenere però, Cioè siamo addirittura con le super, con le soft. Forse è un rischio, non lo so. Io ci voglio provare. Dobbiamo fare 10 giri con queste gomme, non sarà semplice.
Però possiamo farcela. Abbiamo il Grosjean dietro. Dai, 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 dai. Chiaramente sto rosicchiando perché ho le gomme migliori. Però nessuno va ai box. Nessuno ai box. Non guadagni una posizione. Ok, il distacco è 4,3 secondi. È meglio neanche guardare quel motore un po' usurato nelle due parti che non ho ancora cambiato. Devo assolutamente pregare che qualcuno deve andare nei box perché sennò so cacchi. Vediamo dov'è il Grosjean è vicino ma non troppo. Mamma mia, sbavature a nastro, sbavature a nastro. Non riesco ad avvicinarmi troppo a Kimi però. Ecco, il paletto è andato, molto bene. Ho più di 4 secondi dalle icone ma sto guidando male, sono nervoso, sono nervoso. Non stiamo per niente guidando bene in questa ultima parte. Infatti ho perso. Vettel fa i giri record. E loro vanno avanti, vanno tutti avanti purtroppo. Ci stiamo avvicinando alla finestra. Come? Oh! Monteremo gomme morbide. Mi c'è la maga, devo mettere ai ai ai. Vuoi vedere che ho cannato in pieno tutto? Vuoi vedere che il cume ha cannato? Speriamo di no. Io ci credo. Beffa atroce ragazzi, final lap, sempre quinti. Il distacco è 12,8 secondi. Anche stavolta è la maledizione del podio. Continua. In realtà va bene il quinto posto, siamo in obiettivo scuderia, tutto quello che vuoi, però ci credevo stavolta, almeno al terzo posto ci credevo, invece ancora una volta niente. Male, male, male. Ai ai ai. Sono un po' deluso, lo ammetto, perché volevo il podio e vabbè. Vince Vettel, meno male per lui. Tanto anche penalizzato mi sembra. Quinto posto per il Cume accettabile, ma si poteva fare di più. Ho sbagliata purtroppo la strategia. Il weekend ero un po' preoccupato, invece è andata alla grande. Sì, tu sei sempre preoccupato, però intanto salvo il culo sempre. Vediamo la classifica. Ed eccoli che salgono sul podio da qualsiasi parte Bravi. del mondo. Le bandiere con il... E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica. Insomma, era 11esimo Vettel, Tutti, no, in realtà tutti hanno fatto 2 soste, addirittura Hamilton 3. Allora proprio l'ho cannata. Per me Sebastian Vettel. Sì. Siamo a settimi. Per lottare ruota a ruota con gli avversari, ma oggi ha dimostrato il contrario. Costruttori quarti. Buon raga, un sottore come Don Veneziano. Ci becchiamo a Monaco. Ciao!